Silvia Moretto, Chief Officer di B Group SPA, con lei parliamo di logistica, quali sono le principali tendenze in questo settore e soprattutto come si fa oggi a fare i conti con la necessità di diminuire il trasporto su gomma, una delle grandi sfide del vostro settore. Sì, allora la sfida della sostenibilità esiste per tutte le aziende, il nostro settore sappiamo essere particolarmente impattante da un punto di vista di emissioni, la merce più trasportata è l'aria, è previsto che la domanda di trasporto cresca di 2,6 volte da qui al 2050, quindi qualche criticità ce l'abbiamo. Noi nel nostro piccolo abbiamo organizzato fin dal 2022 i nostri blocchi treno dalla Cina, proprio per fornire una modalità più sostenibile alla clientela, che fosse più sostenibile sia da un punto di vista di emissioni sia da un punto di vista economico, in un contesto, diciamo, quello del 2022 caratterizzato da prezzi molto elevati del trasporto marittimo e anche da una scarsa affidabilità. Sicuramente la logistica è uno dei settori più attenzionati in questo momento, ha dimostrato tutte le sue fragilità ma anche le opportunità che può dare alle aziende e al sistema paese tutto, quindi ci aspettiamo che in qualche modo venga valorizzato da tutte le aziende che stanno già facendo dei ragionamenti anche proprio rispetto a quello che è successo durante la pandemia di riconversione, di nearshoring, di rivalutazione di tutte le loro fonti di approvvigionamento e le loro catene del valore, e sappiamo che ci sono anche molte risorse, per esempio nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicate appunto alle infrastrutture, più di 60 miliardi su 220 sono proprio dedicati con la missione 3 alle infrastrutture, alla digitalizzazione del settore logistico, quindi ecco, ci aspettiamo un altro grande cambiamento in arrivo dopo dopo la supply chain disruption che abbiamo visto durante la pandemia, e quindi ci sentiamo anche un po' protagonisti, no? In questo momento di un mondo che sta cambiando.